Nel 2024 il prodotto interno lordo del Friuli Venezia Giulia è destinato a salire dello 0,67%. Se a Pordenone la stima dovrebbe raggiungere addirittura lo 0,88%, sesta miglior crescita tra tutte le 107 province italiane, altrettanto significativa è che quella che dovrebbe conseguire Gorizia pari allo 0,84%. A Udine il valore aggiunto è atteso al 0,46%, mentre a Trieste è previsto un debolissimo incremento dello 0,09%. Si stima che nel 2024 il Friuli Venezia Giulia registrerà una crescita economica in linea col dato medio nazionale. A livello provinciale, invece, sarà più pronunciata a Pordenone e Gorizia, molto meno a Udine e in particolare a Trieste. Se i servizi, il turismo e l'export dovrebbero ottenere risultati positivi, l'edilizia e l'industria in senso stretto, invece, sono destinati a subire un deciso ridimensionamento. In particolare il settore degli elettrodomestici bianchi, l'automotive e il metallurgico. Anche gli investimenti non dovrebbero subire particolari incrementi, mentre i consumi delle famiglie sono destinati a salire nella seconda parte dell'anno, dopo la flessione registrata tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. In attesa di tempi migliori, speriamo che gli investimenti pubblici previsti in regione col PNRR vengano spesi tutti e in tempi ragionevolmente brevi.